Di nuovo buongiorno a tutti, sempre Giorgia da Vinitaly e vi parlo di un'altra interessantissima iniziativa e sono i corsi di avvicinamento al vino. I corsi di avvicinamento al vino hanno l'intenzione di avvicinare il pubblico al corretto approccio al calice di vino e alle fasi della degustazione. Per questo motivo siamo qui dall'azienda Valchiarò, che è una di queste aziende dove abbiamo organizzato queste serate itineranti, e vi passo la parola al signor Lauro che ci spiega il punto di vista del produttore su questa iniziativa interessante che si organizza direttamente in cantina. Sì, quando mi hanno chiesto di fare questa serata sono stato molto contento perché per me avere l'opportunità di parlare, di discutere con la gente, parlare dei vini, per me è una cosa molto importante. Una cosa a cui ci tengo molto a dire sarebbe il caso forse di pubblicizzare un po' di più, visto che in questi momenti si parla tanto, di puntare molto sui giovani, portare di più sui giovani, in modo che capiscano che si può bere un bicchiere, due di vino di buona qualità senza andare a creare dei problemi. Quindi è una cosa, cioè comunicare questo ai giovani in modo da diciamo, avvicinarli al mondo del vino, fare capire queste cose qua. Perfetto, infatti proprio il progetto Spirito di Vino è nato 10 anni fa grazie all'intervento di Alda Felluga, la nostra presidente, mira proprio a questo, quindi ad avvicinare i giovani al mondo del vino. Ora passiamo invece la parola a Nadia Fantoni, Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia, che è una intraprendente appassionata di queste iniziative e queste serate, quindi vediamo un attimo il punto di vista del fruitore di questi corsi. Esatto. Sì, grazie Giorgia. Sì, fruitori, io sono venuta a conoscenza per motivi di lavoro dei corsi che voi organizzavate e li ho organizzati non solo, cioè ho partecipato non solo da sola ma insieme anche ai colleghi del circolo, anzi alle colleghe. Infatti va bene, non siamo più proprio tanto giovani, però abbiamo portato un po' di donne invece ai corsi e abbiamo partecipato anche quella serata in questa azienda e veramente noi li abbiamo trovati molto interessanti. Penso di parlare anche a nome qui delle colleghe e amiche, molto interessanti. Infatti oggi che abbiamo fatto questo bel giro in questa fiera eccezionale abbiamo capito proprio da sole che abbiamo avuto un approccio diverso con il calice di vino, e diverso anche dal punto di vista dell'interesse e delle domande ai produttori, perché non ti presenti lì solo con la curiosità a guardare l'etichetta, ma cominci a sentire i profumi, a confrontarti con gli altri e poi il gusto. Cioè noi abbiamo trovato proprio una scuola molto interessante e proprio ti insegna a gustare, degustare il giusto quantitativo, non a bere, quindi non avere problemi di pericolosità. Tanto è vero che questa mattina abbiamo fatto mi pare 11 o 12 assaggi e sinceramente siamo ancora in forma, possiamo continuare. Quindi un grazie veramente al Movimento Turismo del Veno, ci siamo divertite anche, le serate sono state bellissime. Un brindisi, benissimo, cin cin.